più ostaggio delle bande di ragazzini, restiamo in gruppo, non reagiamo, raccontano i coetanei in balia dei bulli. Tra 12 mesi il maxi intervento di riqualificazione in Piazza Borsa. Le analisi di laboratorio hanno confermato che all'imprenditore Gary Petrin, morto in casa col fosco a 64 anni, è stata fatale la malaria, la sorella anche lei malata in terapia intensiva a Conegliano. Prima quarto dal Tino, poi con Scio di Casale, 2 gravi incidenti stradali in mattinata, 5 feriti all'ospedale in serie condizioni e un 55enne estratto a fatica dall'abitacolo. Allarme per un principio di incendio in mattinata nello stabilimento di Veneta Cucina di Biancade, a fuoco nei tubi di aspirazione delle polveri. I dipendenti hanno evacuato l'edificio. Maxi frode fiscale nel settore dell'edilizia scoperta dalla Guardia di Finanza, nei guai 4 imprenditori trevigiani, un commercialista veneziano. Si preannuncia un'inaugurazione dell'anno giudiziario all'insegna delle polemiche domani a Venezia. Antena 3 la seguirà dalle 9:45, magistrati pronti a lasciare l'aula per protesta. Domani al via in tutte le piazze del Veneto la raccolta firme lanciata dal Carroccio per chiedere agli elettori se vogliono un governatore della Lega. Intanto il coordinatore di Forza Italia parla di azione muscolare. Nel pomeriggio in Duomo a Treviso i funerali di Monsignor Lucio Bonora, sacerdote di Cairano da molto tempo a Roma, a servizio del Papa, una vita dedicata alla Chiesa trevigiana e universale. Buonasera, ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Partiamo ancora con le immagini che ci portano nella zona della stazione delle Corriere. Mercoledì c'è stata l'ennesima rapina ai danni di un ragazzino di 15 anni a cui è stato intimato di togliersi e dare il giubbotto dal suo rapinatore. Il racconto di chi vive e lavora in quel quadrante e la preoccupazione, le indagini dei carabinieri. Stanno qua, di solito stanno qua in giro per la stazione, a volte sembrano delle solite ragazzate, mentre a volte si va oltre e purtroppo succedono spiacevoli incidenti. Mercoledì alle 13 l'ennesimo episodio in cui uno di questi ragazzini è andato oltre. Un 15enne fermo alla banchina numero 4 è stato rapinato da un coetaneo che gli ha intimato di togliersi il giubbotto e consegnarglielo, una giacca marca Supply. Il malcapitato ha obbedito per paura di ritorsioni ed è tornato a casa senza giubbotto. Il giorno dopo la denuncia. Un episodio fotocopia quello avvenuto solo lo scorso 10 gennaio quando un 14enne è stato derubato dell'iPhone. Per quella rapina sono stati identificati e denunciati 3 minorenni. Uno di loro è il 16enne che ha aggredito i controllori MOM e derubato un giovane delle cuffiette in piazza Pio X. I carabinieri del nucleo operativo di Treviso stanno indagando per capire se l'episodio di mercoledì possa essere collegato alla stessa persona. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra i testimoni degli episodi che pare si siano moltiplicati nell'ultimo anno ci sono Oscar e Michele del Caffè DM, rilevato solo nel 2023. Abbiamo un'invasione di ragazzini solitamente minorenni che si prendono moltissime libertà. E questa cosa va a nostro discapito perché le persone che vorremmo invece attrarre, i nostri consumatori abituali, sono un pochino più restii a frequentarci, di conseguenza lo fanno ma molto meno spesso di prima. Il calo di fatturato nell'ultimo anno è stato evidente. Passeggiare in centro il sabato pomeriggio o la domenica non è più piacevole come prima e questo non lo possiamo negare ed è una cosa che viviamo ogni weekend. Ci sono i militari a presidiare la stazione delle Corriere, ma la calca attorno alle banchine MOM è impressionante all'ora di punta. Dal DM aperto 7 giorni su 7 emerge un contesto variegato ma a tratti difficile. Molti sono senza regole, molti. I controlli ci sono. Ciao ragazzi, cosa si può fare? Si può dire ai genitori di educarli meglio? Diciamo ai genitori di educarli meglio? Ciao, ma ci vorrebbe proprio un minimo di senso di civiltà. Formazione ai ragazzi e a qualcuno che non è più ragazzo, magari ai genitori di ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. Un fenomeno che sta prendendo piede a Treviso e che trova conferma nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto proprio tra i più giovani che prendono l'autobus e gravitano in quella zona. Tra le banchine della stazione delle Corriere, le fermate di Corso del Popolo, seduti sulla muretta, sugli scalini di Viale Cadorna, una nuvola di adolescenti attende l'autobus come ogni giorno per tornare a casa. Tra di loro la notizia dell'ennesima rapina ai danni di un ragazzino si è diffusa presto. L'hanno minacciato di consegnargli la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Ti è mai capitato? No, personalmente no, però
Ho visto altri che hanno subito questa cosa, quindi sì, sempre in questa zona comunque, soprattutto in stazione. Mi hanno raccontato dei miei, cioè ragazzi che vengono a scuola con me, persone che comunque sono anche loro preoccupate di questa situazione qua. In pochi minuti troviamo diverse conferme, tutti sono ragazzi minorenni che viaggiano sui mezzi pubblici. Ho conoscenze purtroppo che subiscono queste cose. Cos'è che succede esattamente? Si avvicinano, magari tipo, non so, semplici domande, mi fai provare il giubbotto ad esempio, e rischi sempre o di prendere botte perché ormai sia così. Cosa cercano? Ma cercano soldi, cercano cose che possono magari rivendere o anche piccole cose solo per darti fastidio e per portartela via. Quindi tu sei stato testimone di un episodio del genere? Sul sottopasso un pomeriggio stavo tornando a scuola, hanno provato a prendermi il portafoglio, per fortuna ho dimostrato che il fatto che fosse vuoto. Se ne sente ovunque di queste situazioni. Cerchiamo di stare in gruppo sempre. Qualche adulto che mi ha chiesto dei soldi, anche qualche ragazzo, però E tu cosa hai risposto? io non gliel'ho dati perché sono estranei, non li conosco, quindi non mi fido. Ma qui in Corso del Popolo? Sì. Qua Piazza Borsa. Gruppi di ragazzi? Gruppi di ragazzi sì, devo ammettere che ho anche un po' paura. So che è una zona un po' particolare a Treviso, però io personalmente ancora non mi è mai capitato di trovarmi insomma in situazioni pericolose o rischiose. Intanto tra 12 mesi al via il cantiere per la riqualificazione della Camera di Commercio, tassello fondamentale per il recupero di una zona come quella di Piazza Borsa. Non ritengo Treviso sicura, nessuna parte è più sicura come una volta. Tu vai a Roma, esci in stazione a Mestre alla sera, non trovi più quella sicurezza che trovavi. Io l'ho provato in prima persona qua sotto. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, interviene sul tema della sicurezza che vede Piazza Borsa tra le aree più calde della città e rischia di essere ricompresa nelle zone rosse nuovamente in discussione a breve in prefettura. Società multiculturale con danne troppo lievi e di contro centri città che si svuotano di attività economiche creano un mix esplosivo. Uno dei problemi che anche ci sono è dato dalla chiusura dei negozi. Abbiamo tanti negozi che sono chiusi, però purtroppo questa è l'economia, adesso fa molto tutto quello che è la consegna a domicilio ed è cambiato il modo di consumare. In quel quadrante diventa fondamentale portare a compimento la riqualificazione del palazzo, della Camera di Commercio e del suo perimetro. Pozza scandisce i tempi e annuncia che il cantiere partirà tra 12 mesi. Tra pochi giorni presenteremo il progetto definitivo perché si sono chiusi i tempi per tutte le osservazioni. Sappiamo che anche come enti abbiamo degli obblighi, si partirà a fine anno con l'inizio dell'anno prossimo. A breve avremo anche l'opportunità di far conoscere ai cittadini quale sarà la futura Camera di Commercio. Aperto il 7 gennaio, già visitato dai ladri, ci spostiamo a Villorba, il nuovo bar Le Delizie di Francesca di Viale della Repubblica. La titolare era stata derubata anche in casa un anno prima. Oggi si torna a lavorare? Sì, oggi si torna a lavorare. Al mattino guardo bene prima di entrare che sia tutto a posto, guardo i tavoli se ci sono tutti o se mancano. Francesca Bruniera ai ladri ha pensato immediatamente, ma era convinta, visto il tentativo di effrazione alla porta non riuscito, che i malviventi avessero desistito. E invece è bastato loro spostare questo tavolo, forzare la finestra spaccando il motorino per entrare. Un furto a soli 14 giorni dall'apertura della sua attività. Alle 6 del mattino ho trovato questa sorpresa. Non riuscivo a aprire la porta, ho chiamato i carabinieri e ho aspettato che arrivino loro, siamo entrati insieme comunque. L'esperienza a Quinto in un bar panificio e prima il lavoro come commessa al Prix, da qui la voglia di mettersi in gioco, una scommessa che le sta costando tanti sacrifici. I ladri hanno portato via l'incasso della giornata ma hanno lasciato alle loro spalle anche 4.000 euro di danni. Avevo nascosto sotto il mobile della cassa, no, neanche dentro la cassa, perciò ho pensato che nessuno
potevo fare niente. Non lo farò più, porterò tutto a casa. Poche le speranze di ritrovarli. Nella corte che si affaccia proprio sul centro di medicina non ci sono telecamere. I malviventi non hanno lasciato segni del loro passaggio, se non danni. Al sistema di videosorveglianza difficile pensare ora, confida Francesca. Più avanti sicuramente sì, adesso no. Adesso non ci sono neanche soldi per fare questo. Appena aperto, ho fatto un investimento con l'arredamento, perciò non si può adesso. I ladri un anno fa sono entrati anche in casa sua a Santa Cristina. Rabbia ce l'hai perché tu fai tutti i sacrifici del mondo per farti qualcosa e loro ti distruggono in 2, 2, 4 tutto. È poco piacevole perché quando entro in casa mi guardo attorno, quando vengo qua mi guardo attorno. Le analisi effettuate dall'ULS 2 hanno confermato la malaria come causa del decesso in casa dell'imprenditore di Colfosco Gary Petrin, 64 anni, ritrovato senza vita nella sua villa. La sorella Grace, che come lui vive in Africa, nello Zambia, paese dal quale i 2 fratelli erano temporaneamente rientrati da poco, è attualmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Conegliano, anche lei con la malaria. La prognosi per lei è riservata, entrambi avrebbero dunque contratto in Zambia la malattia trasmessa dalla puntura di zanzara. Petrin ieri mattina non rispondeva alle chiamate e ai messaggi della sorella, che a sua volta si stava aggravando. È stata lei a inviare a casa sua i vigili del fuoco che, entrati nella villa di Colfosco, l'hanno trovato ormai deceduto. Il 18 dicembre la stessa drammatica sorte, ricorderete, era toccata al 55enne trevigiano Luca Poloni, di rientro dal Congo. Non trattandosi di una malattia trasmissibile da uomo a uomo, non sono state disposte misure sanitarie per i contatti dei 2 fratelli. Ancora la cronaca con il grave incidente stradale che si è verificato questa mattina a Porte Grandi. Un ferito grave ricoverato all'ospedale All'Angelo di Mestre e altre 2 persone in ospedale è il bilancio dell'incidente avvenuto in mattinata a Porte Grandi, lungo via Trezze, la provinciale che corre praticamente parallela alla statale 14 Triestina. Erano circa le 8 quando un furgone e 2 auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Uno schianto frontale con 3 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Si tratta di un 55enne che i vigili del fuoco hanno estratto a fatica dalle lamiere di una delle auto coinvolte. Sul posto i carabinieri di San Donà per i rilievi e i sanitari del SUEM per i soccorsi, mentre 2 pattuglie della polizia locale di Quarto d'Altino hanno immediatamente bloccato la circolazione e deviato il flusso del traffico. Disagi che sono proseguiti per tutta la mattinata prima che la situazione tornasse alla normalità. L'incidente è avvenuto a meno di 10 km da Canoghera, teatro nelle scorse ore di un gravissimo incidente mortale causato dallo scontro tra un'auto e un camion in cui ha perso la vita un 25enne veneziano. Ancora un incidente, siamo a Consiglio, via Peschiere, tra una Volkswagen Golf guidata da una 52enne di Casiere e una Fiat 500 condotta da una 59enne del veneziano. Lo scontro frontale tra le 2 vetture ha causato gravi ferite ad entrambi i conducenti, che sono stati portati al Cafoncello di Treviso in condizioni critiche, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri per i rilievi. Il traffico ha subito notevoli disagi, con code in entrambe le direzioni di marcia. E poco dopo le 9:30 di questa mattina andiamo a Biancade di Roncade, dove i pompieri sono intervenuti in via Paris Bordone per un principio di incendio che ha interessato la tubazione di aspirazione delle polveri della ditta veneta Cucine. I dipendenti si sono accorti di quanto stava avvenendo. Nel fuggi generale lo stabilimento è stato evacuato. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso con un'autopompa e l'autoscala hanno aperto la tubazione dell'aspiratore, evitando la propagazione della combustione ai silos di stoccaggio. Sul posto anche personale dell'ARPAV. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 13. Siamo all'operazione della Guardia di Finanza che ha sgominato una maxi frode fiscale nel settore dell'edilizia. Nei guai ci sono 4 imprenditori e un commercialista del veneziano.
L'indagine nasce da 2 ordinarie verifiche fiscali nei confronti di 2 società del settore edile trevigiano che avevano realizzato una serie di operazioni sospette e che partivano da una compravendita di un polo, di una porzione di un polo commerciale in Lombardia, compravendita che però non era andata a buon fine, ma che aveva lasciato in contabilità le tracce di un credito d'imposta fittizio. Una miriade di complessi sotterfugi con l'obiettivo di frodare il fisco per 12,5 milioni di euro. 4 imprenditori trevigiani e un commercialista di Venezia nel mirino della Guardia di Finanza per scoprire il maxi raggiro. È stato da quella operazione immobiliare in Lombardia che i finanzieri hanno ricostruito la raffica di operazioni contabili finte realizzate per occultare l'origine dei crediti. Un'indagine lunga e difficile per le stesse Fiamme Gialle. Ha messo a dura prova le nostre competenze e il nostro impegno, posto che le aziende per nascondere la frode fiscale che avevano realizzato in circa 4 anni avevano utilizzato una serie incredibile di operazioni contabili aventi il fine di nascondere agli organi di controllo l'origine della frode stessa. Gli imprenditori e il commercialista sono stati denunciati, mentre le contestazioni fiscali mosse dai finanzieri e i conseguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno consentito di ottenere la restituzione delle imposte evase con sanzioni e interessi per quasi 4 milioni di euro. Si preannuncia una cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario piena di polemiche, quella che si svolgerà domani in Corte d'Appello e che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 9:45. Diversi magistrati potrebbero lasciare l'aula in segno di protesta. Io ricordo nella mia prima esperienza veneziana tra il 99 e il 2008, anch'io partecipai in toga nera alzandomi e uscendo in una certa particolare circostanza. È vero che non sarà la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che magistrati usciranno dall'aula in cui si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, ma quella che avverrà nella sede della Procura Generale e Corte d'Appello di Venezia, quando prenderà la parola in nome del governo il sottosegretario Andrea Ostellari, intende essere un grido d'allarme contro una riforma costituzionale della giustizia accusata di indebolire la giustizia. Nel mirino della protesta non c'è solo la separazione delle carriere di magistrati requirenti e giudicanti, c'è l'istituzione di un'alta corte disciplinare che giudica sia in primo che in secondo grado senza possibilità di ricorso in Cassazione, c'è lo spezzettamento in 2 del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui componenti saranno sorteggiati. Io chiedo ai cittadini, l'estrazione a sorte risponde al principio uno vale l'altro. Guardatevi in famiglia, guardate intorno, guardate alle assemblee condominiali e domandatevi se il principio l'uno vale l'altro può essere un principio per un governo autonomo. Se la politica vuole cambiare la magistratura, c'è una cosa che la politica non cambia per la magistratura, la carenza d'organico. La media delle scoperture del personale amministrativo negli uffici giudicanti veneti, ad esempio, è del 37,4%, con un picco del 48% a Belluno, quindi 46% a Venezia, 43% a Vicenza, 32% a Treviso, 29% a Padova. Magistrati e personale amministrativo stanno facendo tutto il possibile e anche più di quello che potrebbe essere loro chiesto. Noi ce la mettiamo tutta, ma a un certo momento uno scoppia. Lo sforzo si vede. Le pendenze sono scese del 30% alla Corte d'Appello di Venezia, del 21% a Vicenza, del 17% a Padova, del 15% a Treviso, del 6% a Belluno. Al Tribunale Ordinario di Venezia invece c'è stato un aumento del 124% per le migliaia di richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti di immigrati veneti in Brasile. Il fenomeno ormai è fuori controllo. Su questo deve intervenire la politica, perché solamente il Parlamento potrebbe individuare dei limiti, per esempio sul numero dei gradi di successione. Siamo alla politica. Elly Schlein in Veneto oggi da Mestre, le sue dichiarazioni: il Partito Democratico è contrario al terzo mandato.
Il Partito Democratico è contrario al terzo mandato e questa regola per noi deve valere per tutti. Noi stiamo lavorando anche in questa regione insieme alle altre forze politiche e civiche all'opposizione per costruire un'alternativa e farlo sui grandi temi di priorità anche per i veneti. Ne ho parlato, la politica industriale, il lavoro, i salari, il potere d'acquisto delle persone, la sanità pubblica che è in grande difficoltà con liste d'attesa molto lunghe e anche la scuola. Queste sono le priorità che il Partito Democratico vuole portare per la costruzione dell'alternativa anche in vista delle prossime regionali in Veneto e di altre partite importanti a partire da quella che si giocherà presto anche qui a Venezia. Domani tutte le piazze del Veneto, la raccolta firme lanciata dal Carroccio per chiedere agli elettori se vogliono un governatore della Lega. Intanto il coordinatore di Forza Italia, Flavio Tosi, parla di azione muscolare e ribadisce però che non ci saranno strappi. È un'iniziativa legittima, ovviamente, che però a decidere il candidato governatore, come è stato per Luca Zaia 15 anni fa, come è stato per Giancarlo Galan prima di lui e per qualsiasi altro candidato governatore del Veneto e di tutta la regione d'Italia, la decisione viene presa dai segretari nazionali dei partiti di centrodestra. E così sarà anche per il Veneto. Lo ripete da sempre e lo ribadisce. Con buona pace dei leghisti veneti, alla fine sarà il tavolo nazionale a Roma a decidere chi guiderà il centrodestra alle regionali. Così, mentre è pronta a partire in tutte le piazze la raccolta firme per chiedere ai cittadini se il candidato governatore deve essere del Carroccio, iniziativa lanciata da Alberto Stefani negli studi di Ring martedì, il numero 1 di Forza Italia in Veneto la guarda più come un tentativo di mostrare i muscoli. La Lega la fa per dimostrare il suo peso, ma la decisione poi è nazionale. Non teme lo strappo nel centrodestra? Non potrà esserci, mancano ancora 9 mesi alle elezioni e quindi è normale che adesso ci sia un po' di schermaglia, ognuno cerca di portare acqua al suo mulino. Una Lega che però sembra aver ritrovato nell'obiettivo verso Palazzo Balbi la sua compattezza dopo le burrasche degli ultimi mesi. Ne è convinto per primo Roberto Marcato, che a Focus TG rivendica di essere stato il primo a spingere verso una soluzione identitaria, sancita da quel squadra che vince non si cambia al Consiglio federale. Il fatto che si sia detto in maniera chiara e netta che il candidato deve essere della Lega, pena addirittura lo spaccare la spaccarsi dell'alleanza, insomma, è un tema politico importante. Portata unità in Veneto, ora però c'è da far navigare tutta la Lega in acque sicure, spiega Marcato, a partire dal congresso federale, dove invertire la rotta di un crollo di consensi causato proprio dall'identità offuscata. Il nostro elettore a un certo punto non ci ha più riconosciuto. E quindi noi dobbiamo ritornare ad essere interlocutore principale del nostro territorio. E Bulldog fa capire come la sua vis polemica nei confronti dei vertici federali non è certo mutata. Salvini è avvertito. Se il partito avrà la forza e il coraggio di mettere in campo alcune linee programmatiche chiare, per me Salvini, se sposa questa linea, può rimanere segretario a vita, ma la precondizione necessaria è che ci sia la questione del Nord. Non è un tema su cui possiamo discutere, la questione del Nord è un tema vitale per il nostro partito. Se invece la Lega, come in qualche momento si è vista, nazionale, diventa un partito a trazione centro-meridionale, no, non va bene. Nel tardo pomeriggio a Treviso, Palazzo dei 300, è arrivato il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha ribadito la sua linea politica con gli alleati. Io penso che bisogna costruire un'area del buon governo e del buon senso, ma non per il Veneto, anche a livello nazionale, perché così non si va avanti, cioè non si va avanti semplicemente facendo missioni internazionali e non facendo niente per l'Italia. Ecco, poi qui c'è una spaccatura all'interno del centrodestra che sta diventando sempre più evidente. Quindi si può pensare a un'alternativa? Bisogna costruire in Italia un grande partito di centro che metta insieme le esperienze amministrative, la moderazione nei valori, alla grande capacità di gestire e far accadere le cose. Io questo penso che è un'iniziativa a cui la Lega, che fa riferimento a Zaia, a Conte, a quell'area là di grande tradizione amministrativa, dovrebbe partecipare, sganciandosi da Salvini, che è diventata una tassa, cioè una tassa per l'Italia, per i veneti, per tutti. Rivedere anche gli stessi valori democristiani allora? E rivedere i valori che hanno fatto l'Italia quello che sono, cioè valori di appunto moderazione,
ma anche al contempo capacità di far accadere le cose. Questo è un paese che negli anni 60 ha costruito la più grande centrale nucleare del mondo in 3 anni. Pensate che paese era, insomma. Pubblicità tra pochissimo con tutte le notizie da Treviso e provincia. Ben ritrovati il telegiornale di Treviso, ripartiamo con Verona, andiamo in piazza dove c'erano anche gli agricoltori trevigiani a dar manforte ai colleghi del Veneto per la protesta contro i ritardi dei risarcimenti. I soci di tutte le federazioni provinciali del Veneto sono qui a Verona per chiedere al governo di stanziare, di sbloccare subito i fondi per quanto riguarda la gestione del rischio e le polizze agevolate in agricoltura. Solo per la nostra regione si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. 20 miliardi il conto pagato dall'agricoltura italiana negli ultimi 3 anni tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, senza contare l'aumento dei costi di energia elettrica e carburante legato alle tensioni internazionali. A farne le spese sono le imprese agricole più piccole, per questo la Coldiretti Veneto è scesa in piazza a Verona per sensibilizzare il governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni ed agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio. Il valore assicurato delle produzioni agricole per il 2024 ha raggiunto i 10 miliardi di euro in Veneto, spiega la Coldiretti, per circa 65.000 imprese agricole. Contributi per oltre 80 milioni di euro sono ancora in sospeso. Noi abbiamo bisogno di questi soldi, sono 80 milioni di euro che sono già stati stanziati, li avanziamo dal 2015, abbiamo necessità di sbloccare questi fondi per dare risposte concrete alle nostre aziende. Abbiamo bisogno di assicurarci e dobbiamo avere regole chiare per poter proseguire la nostra attività di lavoro nell'agricoltura. Importante è il ruolo dei consorzi di difesa, ma servono interventi dal governo perché la situazione non peggiori nell'anno in corso. Ogni anno aumentiamo il numero del valore assicurato, aumentano le aziende che si assicurano. Questo perché? Perché c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di certezza. C'è bisogno di uno strumento che ci permetta di dare sicurezza e certezza alle nostre aziende dal punto di vista del reddito. Perché se c'è reddito c'è continuità. Se non c'è reddito vuol dire annullare, creare problemi alle aziende in modo tale che ci sarà conseguentemente un abbandono del sistema agricolo. La delegazione di Coldiretti con rappresentanti di ogni provincia è stata poi ricevuta dal prefetto di Verona. Si sono svolti oggi pomeriggio in Duomo a Treviso i funerali di Monsignor Luciano Bonora, sacerdote di Caerano da molto tempo a Roma e a servizio del Papa. Una vita dedicata alla Chiesa trevigiana e universale, la descrizione nell'omelia tenuta dal Vescovo davanti a oltre 500 fedeli. Vita come risposta radicale ad una chiamata di amore del Signore Gesù Cristo, vissuta nell'amore per Lui, rispondendo alla chiamata di diventare sacerdote. Questa è la descrizione della vita di Monsignor Lucio Bonora nel giorno dei suoi funerali in Duomo a Treviso. Accanto ai familiari e al Vescovo Tomasi, con la Chiesa trevigiana, il Vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, e quelli emeriti di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, e di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. Forte l'impegno nella Chiesa trevigiana di Monsignor Bonora, come in quella universale a Roma, testimoniato dalla vicinanza del Papa nei suoi ultimi giorni. In segreteria di Stato, dove ha potuto dispiegare le sue capacità e le sue conoscenze. Quanto fosse apprezzato lo dimostra tra l'altro la Santa Messa celebrata pochi giorni fa in San Pietro, presieduta da Sua Eminenza il Cardinal Parolin, e non certo da ultimo la premura con cui Papa Francesco si assicurava a Alpoli, Clinico Gemelli, delle sue condizioni di salute con intensità e con frequenza sino agli ultimi giorni. Poi il ricordo della sua gente, dei suoi parrocchiani. Ho ricevuto tante testimonianze in questi giorni, molti lo ricordano come compagno di viaggio affidabile e discreto, presente senza essere invadente, umile pur nella rilevanza dei suoi compiti. Il suo ultimo passaggio in terra trevigiana nel 2023, sempre accanto al corpo di San Pio X, al quale era molto devoto. A San Pio X ha dedicato numerosi studi e ricerche e noi, anche in forza di questa sua devozione, affidiamo la vita di Don Lucio all'intercessione di Papa Sarto.
Infine il saluto e il ringraziamento pubblico dei suoi familiari. A nome della famiglia, con gratitudine per il dono della vita di Lucio, ringrazio tutta la Chiesa diocesana di Treviso qui riunita, la Chiesa che è in Roma, tutto il personale del Policlinico Gemelli e di Casa Santa Marta, che con la loro amorevole vicinanza ci hanno accolto ed accompagnato, soprattutto in questi ultimi giorni di agonia. Sarà inaugurata domani pomeriggio alle 17 a San Biagio di Callalta una mostra di pittura interattiva dedicata a confini, frontiere, limiti nel mondo e intorno a noi. Siamo molto contenti e orgogliosi che San Biagio di Callalta possa ospitare questa mostra, proprio perché diventa simbolo la cultura di inclusione e di superamento dei pregiudizi. Anche nella nostra piccola realtà fare rete e dare opportunità alla cittadinanza è un motivo per crescere tutti quanto insieme in questo momento storico che veramente ha bisogno di parlare di diversità, di inclusione e anche di unicità. Dal 25 gennaio al 2 marzo al Polo Culturale Scolè di San Biagio di Callalta il percorso interattivo ideato e realizzato dall'artista Moreno Biasi in collaborazione con il Comune dedicato a confini, frontiere e limiti. Dividono le persone in gruppi, gente che sta bene e gente che sta male, e quindi ho voluto mettere in evidenza queste persone, perché io fondamentalmente faccio ritratti, soprattutto chi nel tempo ha contribuito a fare queste barriere che ci sono ancora e stanno aumentando. 3 stanze, una dedicata ai confini fisici, una ai confini psicologici, i pregiudizi, una di speranza incentrata sull'unicità di ciascuno ma anche sulla necessità di rispettarsi reciprocamente. In sottofondo musica composta per l'evento e che accompagnerà i visitatori in questo percorso interattivo di presa di coscienza. La gente arriverà e guarderà il muro che sarà fatto proprio un muro fisico, il muro dei confini col filo spinato in cima, e dentro avrà delle feritoie per guardare cosa succede in giro per il mondo. Sarà l'inizio di un viaggio nella consapevolezza di quello che è, di come noi lo percepiamo, di come ci vogliamo porre rispetto agli altri. Un'opportunità che l'amministrazione di San Biagio sta lavorando perché venga sfruttata anche dalle scuole del territorio e dei comuni vicini. La mostra sarà aperta il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Siete tutti invitati a partecipare e a coinvolgervi in questo processo veramente interattivo di inclusione attiva. Come ogni venerdì, le previsioni del tempo per il weekend. Un flusso di aria umida occidentale di origine atlantica sta interessando ormai da diverse ore, da qualche giorno, tutte le nostre zone, in gran parte tutto il nord Italia. E gli effetti sono evidenti, quindi con cielo stratificato, quindi coperto, fenomeni, qualche precipitazione ma non abbondante, e soprattutto le temperature che rimangono ben al di sopra della norma, soprattutto in questo periodo che normalmente si ha il pieno inverno, quindi veramente congelate diffuse. Vedete la carta del tempo, ecco il flusso di aria umida che nasce dall'Atlantico e in modo diretto proprio da ovest verso est investe le nostre zone. In verità investe più direttamente, più forte le regioni nord-occidentali, e lì i fenomeni sono più intensi. Da noi sono più attenuati, però vedete, vi richiamo questo sistema perturbato che passerà per domenica su di noi, quindi in seno al flusso di aria umida si forma qualcosa di più organizzato e provocherà per domenica sulle nostre zone delle precipitazioni. Quindi più in dettaglio prevediamo per domani nubi stratificate, non ci sono fenomeni almeno significativi, però il cielo rimane coperto come dicevamo. Per domenica stessa situazione, ma proprio per il sistema perturbato a metà giornata, seconda parte, avremo delle precipitazioni un po' più diffuse, anche se non intense. Per quanto riguarda poi questa situazione ci accompagnerà purtroppo per i primi giorni della prossima settimana, oltre la metà settimana dovremmo avere un miglioramento, quindi si prospetta un fine
prossima settimana, non male. Per quanto riguarda i venti, con questa situazione è chiaro che sono dai quadranti sud-occidentali, quindi aria umida che affluisce, non sono intensi, le temperature anomale certamente, con minime che vanno dai 7, 9, 10 gradi, anche le massime, anche queste sono sopra la media, però non vanno oltre, poi non crescono oltre, perché il cielo è coperto e il sole è coperto da questa stratificazione delle nubi, e quindi abbiamo 10, 12, 13 gradi, ma difficilmente ci arriviamo. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Siamo al Passo San Pellegrino, in apertura con i disagi alla viabilità. I vigili del fuoco al lavoro nel comune di Falcade per un incendio che ha coinvolto un autobus in sosta in prossimità della partenza degli impianti di Colle Margherita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Trentino Alto Adige tramite i distaccamenti di Soraga e Moena per domare le fiamme, mentre è stato escluso il coinvolgimento di persone. La politica con l'ingresso dell'assessora comunale di Belluno Lorenza De Kunovic di Forza Italia, la presenza del coordinatore regionale Flavio Tosi, che può ora contare su 5 membri tra le fila di Palazzo Rosso. Sono contenta di essere entrata in Forza Italia, spero di portare avanti il lavoro che ho fatto fino ad ora e avendo due consiglieri con cui posso comunicare e confrontarmi, penso che il nostro apporto sarà importante per il governo di centrodestra del comune di Belluno. L'ha definito un ritorno a casa Lorenza De Kunovic, il ricongiungimento nella compagine di Forza Italia dopo l'uscita rumorosa dal Carroccio dell'agosto scorso. La candidata più votata del centrodestra alle comunali del 22 è stata presentata dal gruppo forzista alla presenza del segretario regionale Flavio Tosi, che dopo la riconversione dei consiglieri Francesco Lagrua e Roberto Ferro e con 2 consiglieri civici di Belluno al centro con tessera del partito, completa una squadra di importanza vitale per l'amministrazione di Palazzo Rosso. Oggi abbiamo 2 consiglieri presenti all'interno della lista civica e 2 consiglieri che fanno parte ufficialmente del gruppo di Forza Italia. Abbiamo l'assessore Lorenza De Kunovic che ha aderito a Forza Italia e questo gli fa piacere perché è persona competente e preparata, con una lunga esperienza amministrativa. Abbiamo qualche altro amministratore che ci è molto vicino e quindi diciamo che Forza Italia si è ricostruita come partito a livello di organizzazione territoriale, ma anche come presenza nelle amministrazioni. Poco prima della presentazione alla stampa l'incontro con il sindaco Oscar De Pellegrin. Confermata l'intesa nel centrodestra, commenta l'europarlamentare che non nasconde l'apertura del partito alle possibilità d'accogliere il primo cittadino tra le proprie file, se l'intenzione fosse nelle sue corde. Nel frattempo occorre pensare al presente dell'amministrazione del capoluogo. Abbiamo fatto una chiacchierata molto positiva, anche perché è una persona di buon senso, moderata, pragmatica, e quindi abbiamo detto che Forza Italia lavora di squadra, abbiamo dei rappresentanti, appunto il sindaco sa chi sono i nostri rappresentanti, e quindi che lavoriamo insieme a lui per portare alla fine questo mandato positivamente come centrodestra, ma poi perché abbiamo da rivincere e lavorare anche per il prossimo mandato per il comune di Belluno. Comincerà il prossimo 3 febbraio, avrà durata di 12 mesi la cassa integrazione guadagni straordinaria per i 72 dipendenti della Edin Bosch di Quero di Sette Ville. L'accordo tra azienda e sindacati raggiunto questa mattina al Ministero del Lavoro segue alle difficoltà conseguenti alla crisi del settore automotive che hanno portato l'impresa ad un grave stato di crisi con perdite di 1 milione di euro al mese ed include criteri di rotazione dei lavoratori oltre ad interventi formativi on the job. Attraverso incontri periodici tra azienda e sindacati verrà monitorato l'andamento della situazione con l'obiettivo primo di salvaguardare l'occupazione e tutelare gli interessi dei lavoratori. Più le Olimpiadi invernali del 2026 si avvicinano e più se ne parla, molte le opere in essere e molte le questioni ancora da risolvere. Io credo che le Olimpiadi siano state ben accettate in primis dagli operatori, ma tutto sommato anche dai cittadini. Gli interventi che si stanno facendo sono interventi importanti. L'altro giorno il Presidente Zaia si è fermato a vedere la pista da bob che molto probabilmente visiteremo anche noi assessori, perché alla fin fine è un'opera che è incredibile, fondamentale, bella e che lascerà quella cosiddetta legacy, eredità sul territorio importante non solo per le Olimpiadi ma anche per il turismo, per i turisti, per i servizi che vogliamo andare. Legacy per il futuro post-olimpico che sarà affidata a una nota azienda dell'abbigliamento di alta gamma
e opere accessorie che guardano ai prossimi anni di un territorio che proprio con le Olimpiadi potrebbe innescare quel volano sociale ed economico necessario per interrompere il fenomeno di spopolamento delle terre alte che tanto preoccupa da qualche anno a questa parte. Sono convinto che tutte le altre opere accessorie che si faranno da qui in futuro saranno fondamentali per i prossimi 50 anni di Cortina, così come le sono state le Olimpiadi del 56. Questo lo dobbiamo dire perché gli studi ci dicono che l'impatto economico e di indotto, di ritorno che avremo sul territorio non solo Cortina ma sull'intero Veneto e anche oltre è di oltre 4 miliardi. Ecco, se vogliamo che la gente rimanga in montagna dobbiamo dargli anche delle opportunità. Un accenno infine alla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, sulla quale la provincia di Belluno ha voluto precisare di non avere competenza alcuna, meravigliandosi e rammaricandosi per le accuse che la vorrebbero proprio su questa opera di ostacolo alle Olimpiadi e alle opere olimpiche, mentre il procedimento di valutazione di impatto ambientale sulla cabinovia è avvocato in regione, come richiesto dal Comune di Cortina ancora mesi or sono. Ormai siamo a un buon punto, penso che l'impianto sia un impianto che partirà ed è fondamentale per l'accoglienza turistica del territorio e anche per una mobilità sostenibile di cui Cortina ha necessità, ma non solo Cortina, penso a tutte le Dolomiti. Ci fermiamo, questo era l'ultimo servizio, grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia, c'è il meteo dopo di noi, arrivederci.